Oggi a sessione dell'Assemblea di Corsica c'è stato presentato un rapporto un progetto di stabilimento di aggiudicazione di Uledizia, aggiudicazione di Uledizia di qui in Aiaccio e aggiudicazione di Azola di nostra. Dunque abbiamo fatto un lavoro in cui la commissione ad hoc in carica di lingua, non ta u bislingua in de giudicazione, abbiamo cercato di sapere se c'erano informazioni che erano messe in piazza da formare un personale in lingua corsa e in questa giornata qui quando noi abbiamo visto che un progetto pedagogico andava verso un bislingua abbiamo pensato che non bastava mica perché dobbiamo avere un livello di esigenza più alto, un livello di esigenza alto da questa giornata sia la prima giornata immersiva in lingua corsa e per questo abbiamo sposto 6 emendamenti in un gruppo di Corsica Libera da questa giornata un tecnica immersiva domani di sicuro magari sia bislingua in cui formazione in lingua personale e che al capo di 3 anni potesse diventare una giornata immersiva.